Sale, Sole e Mare è un'iniziativa organizzata da I Love Chioggia e il Comune di Chioggia. Sabato 4 giugno 2022 dalle ore 21 il centro di Sottomarina sarà pedonalizzato. L'area della Rambla di Piazza Italia, Viale Veneto, Viale Padova e Viale Venezia, per dare spazio a una festa per tutta la città, una festa che inaugurerà la stagione estiva 2022. L'assessore agli eventi e marketing territoriale Serena De Perini anticipa: saranno protagoniste le arti visive dello spettacolo, la musica e la danza. Il nome dell'evento nasce dal significato di tre termini che rappresentano Chioggia e Sottomarina. Sale, in quanto protagonista di quest'anno della candidatura a Capitale della Cultura. Sole, simbolo di vita e di rinascita, quindi legato alla produttività delle nostre terre. E Mare, parte dominante del nostro territorio legato al turismo, alla pesca e al divertimento. L'iniziativa è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, Confesercenti, ASA, Associazione Albergatori, Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia e Ascot Spiagge, a cui va un grande grazie. Un ringraziamento va fatto anche a tutti i commercianti che hanno sponsorizzato parte dell'evento. Tanti gli spettacoli: sul palco Vanessa Gray, il coreografo e ballerino Etienne Jean-Marie, da Rai 2 Patrizia Neer, Steven Benetto e poi la pittrice Nella Talamini, direttamente da Dubai, il piano Sky volante, l'albero vivente, le mongolfiere itineranti, l'area bimbi con animazione e i mercatini. La direzione artistica è di Nicola Nichetto. Sarà inoltre presente un'area food con i prodotti tipici del territorio: vongolari, ostrica clò, fasolari, la cozza mitilla di Pellestrina, il radicchio di Chioggia GP e un food truck.